Big match della settima giornata di Serie A Team Vision che si gioca a Vinovo tra la prima e la seconda in classifica Juventus-Sassuolo. Due squadre che hanno fatto benissimo in avvio, 6 vittorie su 6 per la Juve, 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 invece per il Sassuolo, che schiera la propria stellina Haley Bugeja e inizia il match attaccando proprio con Bugeja che scambia con Miyashi, si gira sul destro, offre il pallone a Pirone che calcia però largo con deviazione. Il primo calcio d'angolo della partita lo conquista il Sassuolo. La Juve ci prova da calcio piazzato, dove ha fatto meglio di tutte fino a qui Cernoia con il sinistro, va alta ma non di molto, una bella soluzione a giro sopra la traversa, incita la sua squadra Piovani che ci prova da un nuovo calcio d'angolo. La battuta di Battelani che trova il colpo di testa di Dubkova, toglie il pallone anche a Pirone dietro di lei, avrebbe potuto concludere forse anche meglio di testa. Sfuma questa nuova occasione per un Sassuolo che insiste, ancora Dubkova cerca di andare in una zona per lo scambio con Bugeja, poi si gira, va sul destro, calcia a giro. Il pallone sul fondo da parte della ceca, 5 gol e 5 assist in questo avvio. È la giocatrice che ha creato più occasioni, qua non riesce a concretizzare il suo affondo. Primo tempo che si chiude con 1-0-0, un match equilibrato ma divertente tra Juventus e Sassuolo. È la Juve che parte in attacco nella ripresa con Boattin dentro per Caruso che calcia alto da buonissima posizione. È calcio d'angolo però per la squadra bianconera che va alla battuta, colpo di testa da parte di Linda Sembrant, è la sua inzuccata a sbloccare il risultato, a sbloccare la partita. Primo gol in questo campionato per la difensore svedese che va a segnare l'1-0. La reazione del Sassuolo con Dubkova dentro per Miyashi, non si fa trovare pronta la giapponese con quello che sarebbe stato il suo secondo gol in campionato di Serie A Team Vision. Manca l'1-1 ma insiste, ci crede il Sassuolo, entra anche Cambiaghi che però calcia troppo debolmente a tu per tu con Laura Giuliani. Questa rimarrà l'ultima colossale occasione del Sassuolo utile per il pareggio, non trova l'1-1 il Sassuolo e allora torna in attacco per chiuderla la Juventus. Maria Alves dentro, colpo di testa di Pedersen, respinto. Caruso trova il pallone a 2 passi dalla porta e trova anche il 2-0 per Caruso, il terzo gol in questo campionato. Raddoppia la Juventus dopo il tentativo di Pedersen. Caruso non perdona una difesa del Sassuolo troppo debole in quella zona, che lascia il tempo e lo spazio a Caruso per andare a concludere. Allora insiste la Juventus che vuole chiudere la partita. Cernoia ci prova con il sinistro, la respinta di Lemay e poi il palo a dire di no alla numero 7 e con la fascia da capitano al braccio Maria Alves, altra discesa a destra, il cross per Galli che non controlla, poi va in scivolata a servire il pallone per Cernoia che insacca il 3-0. Larga partecipazione agli attacchi della Juventus da parte di Cernoia che dopo il calcio di punizione, il palo e diverse occasioni create va a segnare il gol del 3-0 Juve, un 3-0 che sembra dirla lunga sul risultato finale. Infatti è avviato il successo della Juventus che poi insiste con Maria Alves, vince anche il rimpallo e serve l'assist all'interno per Zamanian. Arriva anche il poker, arriva anche il punto esclamativo della Juventus, il risultato netto meritato dalla Juve, forse anche un po' troppo severo per il Sassuolo per quanto aveva fatto vedere nella parte centrale del secondo tempo. Questo è il rimpallo che produce il secondo tentativo di Maria Alves e poi va a servire l'assist per Zamanian. Chiude con l'orgoglio in attacco il Sassuolo, Pondini a servire questo pallone sul primo palo che trova attenta Laura Giuliani. Il fischio di Panettella, titoli di coda, si ritrova il Sassuolo per consolarsi, festeggia la Juve.